Abbiamo deciso attraverso questo bando di finanziare l'innovazione, cioè di rendere concrete alcune idee. La Lombardia è una fucina di idee, noi abbiamo parecchi inventori, insomma tante persone che ogni giorno si sforzano per creare qualcosa che possa portare benessere alla popolazione. Questa particolare flebo connessa a livello digitale consentirà un controllo a livello remoto. Quindi facciamo un esempio, pensiamo a chi a casa potrebbe ricevere una cura e non in ospedale. Pensiamo al monitoraggio continuo, quindi che ha delle cure, quindi andiamo verso anche la medicina territoriale, quindi andiamo a risolvere un'esigenza in modo concreto. Un'idea che si concretizza significa poi contaminazione, nel senso che con questo dispositivo iniziamo anche un hub sull'innovazione in materia digitale in campo sanitario, grazie anche alla collaborazione con il San Matteo di Pavia e a tutti gli altri partner, proprio per andare a concretizzare quello che è la medicina del futuro connessa alla tecnologia. L'ospedale ha una grandissima risorsa che sono i clinici che vi operano e soprattutto i malati, che sono poi il nostro punto di attenzione principale. Quando si fa un'innovazione tecnologica da applicare in sanità, ovviamente lo sguardo è rivolto al malato, al paziente, alla possibilità di offrire lui nuove cure più appropriate, più personalizzate, più vicine al bisogno che esprime. E quindi il Policlinico San Matteo da questo punto di vista è un hub di riferimento per tutte le aziende che vogliono sviluppare ricerca in ambito delle scienze della vita, perché hanno a disposizione capitale umano, quindi clinici, infermieri altamente specializzati perché lavorano in un grande ospedale di ricerca e soprattutto hanno a disposizione una casistica di pazienti che sono ricoverati ovviamente al Policlinico, che hanno il Policlinico San Matteo come riferimento e ovviamente diventano l'ambito attraverso cui sperimentare, ovviamente con il rispetto di tutte le regole che la legge prevede. Regione Lombardia con questo Open Innovation che con coerenza porta avanti da diversi anni sta in modo efficace secondo me colmando il gap che separa il mondo della ricerca, o meglio gli enti di ricerca, da quello delle imprese. La giornata di oggi è una dimostrazione, visto che portiamo dopo 2 anni già un dimostratore completo e va nella direzione del miglioramento dell'efficacia della cura e nella direzione del miglioramento della vita anche del paziente. Veramente senza leziosità vediamo in regione un partner efficace. Abbiamo voluto fortemente insieme all'Università di Pavia e al Policlinico San Matteo questo progetto, un progetto che trasforma sostanzialmente oggi il mondo dell'infusione, spostando il centro d'attenzione dall'ospedale decentralizzando verso i presidi territoriali e verso la casa, all'intersezione chiaramente tra la trasformazione digitale e l'innovazione tecnologica. Decentralizzando e quindi spostando e portando la casa a essere il primo luogo di cura, intanto c'è un tema di accesso alle cure, un tema di comfort e di esperienza sulle cure, oltre a unire a un tema di personalizzazione e quindi maggiore efficacia e qualità delle cure, e tutto questo si ripercuote in una maggiore efficacia ed efficienza del sistema sanitario. Un bellissimo esempio, un esempio davvero concreto di grande visione, con un potenziale impatto davvero forte, un esempio su cui costruire e che spero che serva ad altri.